Buongiorno, buona domenica e benvenuti a questa prima edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Vuoti in organico e mancanza di personale, la giustizia siciliana è in affanno, inaugurato l'anno giudiziario nell'isola, Catania e Palermo condividono le carenze di magistrati. Il presidente della regione Renato Schifani si fa garante della coalizione e dal congresso azzurro lancia un messaggio agli alleati: nessun partito della coalizione verrà messo all'angolo. Arrestata nel catanese una ladra trasformista, ogni giorno acconciature e look diversi per rubare tantissimi generi alimentari nello stesso supermercato. Dopo un restyling durato 2 mesi, riconsegnata alla città di Catania, Piazza dei Martiri, da anni nel degrado. Calcio, il Catania ufficializza l'arrivo del difensore albanese Averi. Oggi i rossazzurri in campo al Massimino contro il Monopoli, il Messina pareggia 2-2 contro la Turris in trasferta. Ancora buongiorno, apriamo il nostro telegiornale con l'inaugurazione dell'anno giudiziario nell'isola. Partiamo da Palermo con al centro l'affanno della giustizia sotto organico nella procura che un anno fa era sulla bocca di tutti per la cattura di Matteo Messina Denaro, latitante da 30 anni. Oggi si lavora con il 14% di PM in meno del previsto, anche negli uffici della Procura Generale e del GIP le cose non vanno meglio. Manlio Viola. Cresce la domanda di giustizia ma non crescono gli organici dei magistrati, al contrario non vengono coperti neanche i ruoli già previsti e la lentezza della giustizia è anche colpa di questa carenza di giudicanti e di inquirenti. È l'allarme del procuratore generale della Corte d'Appello di Palermo, Matteo Frasca, un distretto che ha vasta competenza non solo sulla città ma anche su Termini Imerese, Trapani, Marsala, Sciacca e Agrigento. Le carenze di magistrati sono chiare e censite, nel complesso mancano 32 magistrati ogni 100 in pianta organica. La situazione peggiore in Procura Generale con una carenza del 20%, ma mancano anche i PM, circa il 14%. Va un poco meglio in tribunale, dove la carenza si attesta all'11%, ma questa stessa carenza di magistrati cresce invece in modo esponenziale negli uffici del GIP, cosa questa che rischia di far impantanare inchieste già concluse che aspettano il vaglio del giudice terzo. Tutto questo è stato al centro dell'inaugurazione dell'anno giudiziario nel distretto di Palermo, un territorio vasto e variegato che non deve fare i conti soltanto con la mafia, ma adesso anche con la crescita dei reati comuni e di quelli violenti da strada. Non va meglio a Catania, dove a peggiorare la situazione c'è anche un alto tasso di devianza minorile e dispersione scolastica. Il presidente della Corte d'Appello Pennisi traccia un bilancio in chiaroscuro, cala il numero dei procedimenti pendenti, ma si aggrava la carenza di organico. Emanuela Corsi. Il distretto di Catania si segnala come uno dei territori più esposti dal punto di vista della devianza minorile, che matura in contesti altamente degradati e spesso controllati dalla criminalità organizzata. A questo si aggiungono allarmanti dati sull'abbandono scolastico, che nella città metropolitana di Catania si attesta attorno al 25,2%. A dirlo è il presidente della Corte d'Appello di Catania, Filippo Pennisi, nella relazione per l'inaugurazione del nuovo anno giudiziario. Il presidente ha ricordato però come, su impulso del Tribunale e della Procura per i minorenni, in accordo con le pubbliche amministrazioni competenti, sono state sviluppate e attuate nuove strategie di intervento, a partire dalla costituzione di un osservatorio di monitoraggio della condizione minorile, oltre al protocollo Liberi di scegliere, per sottrarre donne e minori alla mafia. Gli uffici minorili stanno facendo un grande lavoro in termini di recupero della dispersione scolastica e di contrasto alla devianza minorile. Nell'ultimo anno l'andamento della giurisdizione nel distretto ha mostrato segni di miglioramento, con una consistente diminuzione dei procedimenti pendenti in Corte d'Appello. Il numero delle cause civili è in diminuzione dappertutto. In Corte d'Appello una causa civile dura meno di 2 anni, cioè meno del tempo medio europeo. Sullo sfondo però persistono gravi carenze d'organico. Gli organici purtroppo sono scoperti e sono scoperti in aumento rispetto all'anno scorso. Abbiamo delle vacanze superiori e questo naturalmente preoccupa molto anche in termini di raggiungimento degli obiettivi che il PNRR ci impone da qui al 2026. In apertura del suo discorso il presidente Pennisi ha rivolto un pensiero al nostro collega Natale Bruno, scomparso prematuramente lo scorso 23 agosto. Consentitemi qui di ricordare la figura del cronista Natale Bruno, giornalista sempre presente a queste cerimonie, prematuramente scomparso lo scorso mese di agosto.
No all'isolamento di uno o più partiti all'interno della coalizione di centrodestra. Apriamo la pagina della politica dopo le dichiarazioni dell'ex presidente della regione Totò Cuffaro. Il presidente della regione in carica, Renato Schifani, si fa garante di tutti e lancia dal congresso di Forza Italia un messaggio agli alleati. Il servizio. Nessun partito della coalizione di centrodestra verrà messo all'angolo. Proprio nella coalizione deve esserci equilibrio. Si fa garante di tutti il presidente della regione Renato Schifani e lo fa mandando un messaggio chiaro dal congresso provinciale di Forza Italia tenuto in un grande albergo a Mondello. In vista dell'assise nazionale gli azzurri si sono riuniti nelle province e per il presidente della regione è stata l'occasione per mandare un avviso agli alleati. Registro in questi ultimi giorni, ho preso atto di un'intervista dell'amico Totò Cuffaro che paventa preoccupazioni di isolamento del suo partito. Io sono stato voluto dall'intera coalizione nazionale come garante dell'unità per vincere. Questa garanzia la avverto ogni giorno sulle mie spalle e non voglio essere soltanto garante dell'unità, voglio essere anche garante per evitare frizioni tali che mettano all'angolo un partito rispetto all'altro. Anche questa è garanzia per l'unità e lavorerò anche per questo. Schifani ha poi ricordato l'ultimo incontro con Berlusconi, al quale ha garantito che gli azzurri continueranno a camminare sulle proprie gambe, quindi ha incoronato l'assessore Edi Tamaio quale candidato alle europee con spirito di servizio nei confronti proprio del partito. La Sicilia deve tornare a trovare il suo spazio a livello nazionale, è stata invece la voce unanime che si è sollevata da Palermo, da Giorgio Mulè fino al neoassessore comunale Pietro Longi, passando per il coordinatore regionale Marcello Caruso, per ribadire il radicamento degli azzurri nell'isola. Anche questo un messaggio chiaro in vista del congresso nazionale. Salta la realizzazione della ciclovia della Magna Grecia che da Messina sarebbe arrivata fino a Ragusa. Il governo Meloni avrebbe definanziato l'opera. Salta la ciclovia della Magna Grecia che avrebbe dovuto attraversare la Sicilia orientale dalla provincia di Messina a quella di Ragusa passando per Siracusa e Catania. La revoca della procedura di gare della proposta di aggiudicazione arriva per, citiamo letteralmente il provvedimento, per sopravvenute criticità finanziarie. Il motivo è tanto semplice quanto grave. Non ci sono più i fondi nel piano nazionale di ripresa e resilienza, cioè come si dice in gergo è stata definanziata. Il parlamentare 5 Stelle Filippo Scerra aveva stilato un elenco di opere pubbliche previste in Sicilia a cui il governo Meloni, in fase di revisione del PNRR, aveva tolto ogni risorsa, rendendole così irrealizzabili. Qualche mese fa avevo lanciato l'allarme giusto su questa ciclovia perché avevo già compreso che sarebbe stata tagliata. I deputati, i membri della maggioranza al governo nazionale e al governo regionale avevano risposto con una certa faciloneria che invece si sarebbero trovate altre fonti di finanziamento. Purtroppo non è così. Gli amanti del turismo in bicicletta dovranno dire addio dunque ai percorsi a loro dedicati. Ladra, trasformista e complice codardo ad Aci Sant'Antonio. Nel catanese una donna di 48 anni è stata arrestata perché rubava in un supermercato cambiando ogni giorno il look, proprio come in un film. E servizio. Come dentro un film, creava outfit ogni giorno diversi per i colpi che doveva mettere a segno. Una ladra trasformista e convincente. Si muoveva tra gli scaffali di un supermercato di Aci Sant'Antonio con la nonchalance di una cliente, ma senza pagare un euro. Usciva con la borsa piena di generi alimentari. 48 anni di San Giovanni la Punta, nel catanese. La novella Crudelia Demon, come nel film con Emma Stone, ogni giorno aveva un'acconciatura e un look differente rispetto al giorno precedente e aveva un complice che la attendeva fuori dal supermercato per scappare via. Per 5 giorni di fila i titolari del market hanno cercato di venire a capo dell'ammanco di merce dagli scaffali, quasi 150 euro al giorno, fin quando i carabinieri, visionando le telecamere di sorveglianza, l'hanno beccata e deciso di tenderle una trappola. Si sono confusi tra i clienti e poi l'hanno seguita fino a fuori. La ladra trasformista aveva appena rubato formaggi, salumi, alcolici, carne e tonno in scatola per un valore di circa 160 euro. Stupita per quel controllo inaspettato, ha iniziato a urlare, asserendo che non aveva fatto nulla. Quando i militari le hanno chiesto di aprire la borsa è passata dalle parole ai fatti e li ha aggrediti, sputandogli, tentando di colpirli con schiaffi al volto e tirando i capelli. Nel frattempo, da lontano, cercava aiuto nel suo complice, che non brillava per coraggio, tant'è che è fuggito di gran corsa, ma è subito stato intercettato e denunciato. Lei invece è stata arrestata. A Palermo, dal centro della movida alla periferia, la violenza ormai dilaga. Accoltellate 2 persone e il nuovo regolamento per pub e locali scatena le polemiche dei gestori. Servizio di Marco Gulla.
Una nuova ondata di violenza esplode a Palermo, una situazione che alimenta insicurezza e paura. Nel centro della movida e alla Noce un ragazzo di 25 anni e un uomo di 47 sono stati feriti a coltellate. Entrambi non sono in pericolo di vita, ma gli episodi creano ulteriore allarme per via del facile ricorso alle armi e alle maniere troppo forti con cui negli ultimi tempi vengono affrontate questioni anche banali. Il primo episodio è avvenuto giovedì sera, non lontano dal Borgo Vecchio, dove un ragazzo di 25 anni è stato raggiunto da 3 fendenti all'addome ed è stato trasportato all'ospedale civico. È fuori pericolo ma ha rischiato grosso. L'altro episodio è avvenuto alla Noce, dove nel mirino è finito un pregiudicato di 47 anni. L'uomo ricoverato al policlinico ha raccontato alla polizia che stava separando 2 persone che litigavano quando è stato raggiunto da alcuni fendenti all'addome e alla gamba. Le sue condizioni non sono gravi. Violenza gratuita come quella perpetrata nei confronti di un avvocato palermitano che dopo una partita di calcetto stava rientrando a casa ed è stato aggredito da 4 ragazzini che a bordo di moto elettriche hanno colpito il legale con un bastone. Intanto il nuovo regolamento della movida, che sarà approvato nei prossimi giorni, scatena le polemiche dei gestori di pub per il divieto di trasmettere musica durante le serate, un provvedimento che molti titolari di locali ritengono assurdo e perciò faranno ricorso al TAR. Dopo un restyling durato 2 mesi, riconsegnata alla città di Catania, Piazza dei Martiri da anni nel degrado, nuovi arredi, spazi per il verde ma anche percorsi per i disabili. È andata per noi Simona Mazzone. Da anni non era più frequentata dai cittadini a causa del degrado e dell'abbandono cui era lasciata da tempo. Piazza dei Martiri oggi torna ai catanesi dopo i lavori di riqualificazione durati 60 giorni e che hanno riguardato la pavimentazione, l'area verde con la posa del prato e di alcuni alberi, gli impianti idrico ed elettrico, l'arredo urbano e nuovi percorsi per disabili. Una piazza che ci apre ad una grande speranza. Immaginate quando non avremo più la cintura del ferro, questa si apre verso il mare. C'è da completare ancora, abbiamo sospeso la ristrutturazione proprio della statua stessa che è un po' ammalorata e quindi riprenderemo subito dopo Sant'Agata per completarla. I lavori di manutenzione straordinaria della piazza sono stati eseguiti senza alcun costo per il Comune grazie alla convenzione con Terna, che ha messo a disposizione le somme di compensazione e riequilibrio ambientale legate alla riqualificazione della linea di alta tensione della città. Questa è un po' la 15ª piazza che viene rigenerata, sempre senza risorse del nostro bilancio comunale, quindi una strategia che ci mette nelle condizioni di salvaguardare il nostro bilancio, ma ovviamente di far diventare la nostra città sempre più europea. I lavori sono stati consegnati in tempo alla vigilia delle festività agatine. Adesso ci fermiamo per una piccola pausa, poi parleremo di calcio giocato e di calciomercato. Ancora ben trovati, nella seconda parte del nostro TG Sicilia parliamo di calcio, cominciamo col calcio giocato, pareggio 2-2 ieri sera del Messina nello scontro salvezza a Torre del Greco contro la Turris di Rosafio ed Emmausso, il gol della formazione giallorossa al terzo risultato utile consecutivo. Sergio Colosi. La qualità del Messina firma un pareggio pesante a Torre del Greco e lancia segnali di continuità dopo i successi con Casertana e Taranto. Rosafio ed Emmausso realizzano i gol del 2-2 contro la Turris del neotecnico Menechini. Ad un primo tempo scialbo caratterizzato dal vantaggio dei campani all'8º, con Nocerino, autore anche del 3-3 dell'andata al Francoscoglio, segue una ripresa vivace soprattutto nella seconda parte. Il primo pareggio al minuto 29 di Rosafio, con un sinistro vincente dell'esterno destro, uomo svolta dal suo arrivo a Messina, con Nino Ragusa confinato in panchina. La squadra di Modica si difende bene, chiude ogni spazio e nelle ripartenze potrebbe far male se lì davanti prima Plesce e poi Luciani dessero segnali di concretezza. Nel finale accade di tutto, il clamoroso errore di Luciani che colpisce l'esterno del palo e il gol annullato a Dauria per fuorigioco sono il preludio ad altre novità. Al 47esimo sembra materializzarsi la beffa per i giallorossi. Un tentativo di Ialo origina un rimpallo con deviazioni decisive prima di Manetta e poi di Frisenna che spiazza Fumagalli.
Il Messina non si arrende, l'Emmausso dopo tanto fumo accende la luce con una girata vincente di destro che vale il 2-2, scatena la reazione dei tifosi di casa. Un lancio di oggetti causa una sospensione di 5 minuti durante il recupero. Sul terreno di gioco arriva di tutto e viene colpito alla testa Jacopo Fumagalli. Mentre per la Turris si profila la squalifica del campo, i giallorossi lasciano il Liguori con nuove certezze, respingendo in classifica gli assalti delle inseguitrici. Catania stasera in campo contro il Monopoli al Massimino, l'obiettivo è ripartire subito in campionato dopo la sconfitta nella semifinale d'andata di Coppa Italia, e la società rossazzurra è sempre sul mercato, ufficializzato l'ingaggio del difensore Averi. Angelo Gagliano. Il difensore Kevin Haveri è il 10° acquisto del Catania. Il terzino albanese di proprietà del Torino ha giocato la prima parte della stagione con la maglia dell'Ascoli, mettendo insieme 7 presenze tra campionato di Serie B e Coppa Italia. L'esterno di difesa si trasferisce in rosso-azzurro a titolo temporaneo con opzione per il riscatto e contro-opzione. 23 anni, Haveri è arrivato in Italia nel 2019, anno del suo esordio con l'Albania Under 19. Nel nostro paese ha centrato 2 promozioni dalla Serie D alla Serie C, la prima con il Mantova nel 2020, la seconda con il Rimini nel 2022. Sono contento di essere qua tra di voi e cercherò di fare il meglio possibile. Ho conosciuto alcuni, devo conoscere anche gli altri, piano piano mi abituo con la squadra, con l'allenatore, tutto. Restando al mercato, l'attaccante artistico della Virtus Francavilla resta un obiettivo del club del presidente Pelligra. E ora il campo, messa in archivio la semifinale d'andata di Coppa Italia, il Catania è concentrato sulla gara contro il Monopoli, una partita che può segnare il momento giusto per dare l'accelerata al torneo dei rossazzurri, ma di contro ci sarà un avversario rilanciato dalla vittoria sul Potenza e dalla possibilità di uscire presto dalla zona play-out. Gara non semplice contro un avversario che nel mercato di gennaio si è rinforzato e sta operando per farlo ancora. Sosa e Tommasini si sono integrati bene e anche al Massimino dovrebbe essere della partita, così come il recuperato Cristallo. La squadra di Taurino arriverà a Catania senza volere concedere nulla, puntando su quel 3-4-2-1 che garantisce coperture e ripartenze veloci con uno degli altri acquisti, Bulevardi, che può giocare dietro le punte. E questo potrebbe essere un pericolo per il Catania. Lucarelli infatti dovrà trovare la chiave per scardinare il muro pugliese, puntando sulla fantasia e l'imprevedibilità di Peralta, che nelle gerarchie sembra avere superato Chiricò, tanto che per quest'ultimo si parla anche di possibile cessione. Questa è l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui. Vi ricordo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà più tardi alle 13:30. Nel frattempo vi lascio alla rassegna stampa curata oggi dal collega Angelo Gagliano. Grazie per averci seguito, un buon proseguimento di domenica a tutti. Buongiorno, buona domenica e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. I titoli del nostro telegiornale. Presidio di oltre 200 trattori nella Val di Taino, agricoltori sul piede di guerra puntano il dito contro Bruxelles e le sue politiche comunitarie che penalizzerebbero il settore. Le grandi manovre della politica siciliana verso le europee. Cuffaro smentisce un accordo con l'MPA di Lombardo, i 5 Stelle annunciano che correranno da soli con il loro simbolo. Sanità in emergenza tra carenze strutturali e mancanza di medici. Mentre a Palermo si discute delle nomine dei nuovi manager, il magistrato ed ex assessore alla sanità Massimo Russo invoca una riforma strutturale del sistema. Caos e sosta selvaggia. A Siracusa mancano i vigili e per le strade si parcheggia ovunque. A Messina la mobilità sostenibile passa dalla metropolitana del mare. Il progetto di fattibilità è stato presentato, adesso si punterà a intercettare i fondi comunitari per la realizzazione. Sant'Agata in musica, porte aperte del municipio di Catania. Stamattina visite guidate e un matinè con brani classici per accogliere turisti e visitatori.
Calcio, Catania stasera in campo al Massimino contro il Monopoli, il Messina impone il pari alla Turris, resta fuori dalla zona play-out. In Serie B il Palermo ha già la testa alla sfida casalinga contro il Bari di venerdì. Ancora buongiorno, apriamo il nostro telegiornale con la protesta degli agricoltori, un presidio di oltre 200 trattori nella Val di Taino, nell'Ennese. I manifestanti puntano il dito contro Bruxelles e contro le sue politiche comunitarie. Molteplici i motivi di questa protesta, dal costo delle materie prime al no alla carne sintetica fino allo spettro della farina di grillo negli alimenti. Tonino De Mana. Che mi devono dire loro a me quando devo vendere il grano? Ma chi sono? Io ho 200 ettari di terreni e guadagno molto meno di un operaio. Manifestano a gran voce contro le politiche comunitarie che starebbero uccidendo l'agricoltura. Si allarga il fronte della protesta con presidi in tutta la Sicilia e blocchi stradali in tutta Italia, da Pescara ad Orte sulla 1 fino a Porto Marghera, fino a varcare anche i confini nazionali ed arrivare in Francia e Germania. La Sicilia alza la voce e proprio dal cuore dell'isola, esattamente nella Val di Taino, si sono radunati oltre 200 trattori per celebrare anche il funerale dell'agricoltura. Senza agricoltori non si mangia, state calpestando i nostri sacrifici, allevatori e agricoltori in croce, avete rovinato il futuro dei nostri giovani. Slogan improvvisati e tutti contro un unico denominatore, ovvero le politiche comunitarie. E sono uno di quelli in croce perché non possiamo sostenere più le nostre aziende e manca il foraggio per gli animali e non sappiamo dove comprarlo, che ne mancano i soldi in primis. Noi quando dobbiamo smerciare la carne ce la pagano pochissimo, non ce la pagano nulla, la dobbiamo dare gratis. Qual è il primo passo per uscire da questa crisi? Il gasolio che è troppo caro, dovrebbe avere almeno qualche riduzione, la carne sintetica, il latte sintetico dovrebbero levarlo, secondo me, perché quello che facciamo noi è 1000 volte meglio. Variegati i motivi della protesta contro Bruxelles, dal costo delle materie prime al no alla carne sintetica, allo spettro della farina di grillo e ad un altro nemico, ovvero il fotovoltaico, con interessi che ruotano attorno a quest'asset. Fronte caldo anche a Castelvetrano. Si fa una politica per indurre gli agricoltori a lasciare la terra incolte, si fa una politica per indurre gli agricoltori al fotovoltaico. Si fa una politica di non valorizzare i nostri prodotti e il nostro Made in Italy e ce ne accorgiamo con le politiche anche che fa l'Europa, che sono deleterie per il reparto degli agricoltori. Gli allevatori siciliani si dicono pronti a marciare su Roma per protestare sotto i palazzi di potere, mentre il ministro dell'agricoltura Lollobrigida in un lungo post su Facebook si è schierato dalla parte degli agricoltori senza se e senza ma. E sulla politica nessun accordo segreto fra Cuffaro e Lombardo. I due ex presidenti della regione si sono incontrati e hanno parlato di politica, ma Cuffaro smentisce patti su sanità ed elezioni europee. Intanto i 5 Stelle riuniti nel Trapanese annunciano che correranno da soli. Manlio Viola. Un patto segreto in vista delle nomine dei manager della sanità siciliana che dovranno arrivare questa settimana e per le candidature alle elezioni europee. Gli ex presidenti della regione, Raffaele Lombardo e Totò Cuffaro, si incontrano privatamente e subito le voci parlano di accordi segreti e quasi inconfessabili. Ad alimentarle la situazione politica dei due leader. Da una parte le tensioni in Casa Lega dopo l'accordo di collaborazione con MPA, tensioni sempre smentite ma delle quali si parla in continuazione. Dall'altro lato un Totò Cuffaro che paventa l'isolamento del suo partito dentro la coalizione, tanto da indurre il presidente Schifani a lanciare un monito agli alleati, facendosi garante dell'equilibrio proprio del centrodestra. Ma le voci sono destinate a restare tali. E Cuffaro a smentire subito tutto. Un incontro c'è stato, dice sì, ma si è parlato di politica e non di sanità o europee o di accordi. Di vero c'è, dice ancora Cuffaro, che gli ho portato il mio vino rosso intestato a Euno, il ribelle siciliano. E mentre le voci di accordi vengono smentite, a sinistra i 5 Stelle annunciano che di accordi invece non ne faranno con nessuno. Il Movimento 5 Stelle per le elezioni europee darà, come ha sempre fatto, spazio ai propri iscritti e a personalità importanti della società civile. Non ci sarà nessun accordo politico con nessuna forza politica. Per parte sua Forza Italia conferma la discesa in campo dei big regionali alle europee e fra questi l'assessore regionale alle attività produttive Edita Maio. La politica si faccia da parte e lasci che il sistema sanitario sia governato dalle competenze. Serve una nuova riforma per affrontare la nuova crisi del sistema. Ne è convinto il magistrato ed ex assessore alla sanità della regione Massimo Russo, che ieri è intervenuto all'interno della trasmissione Il Punto.
La sanità siciliana è in crisi, mancano i medici, chiudono reparti per carenza di professionalità, cresce lo scontro fra pazienti e sistema sanitario e con esso crescono le aggressioni nei pronto soccorso, ma nessuno si occupa della vera crisi del sistema che è senza guida, ASP e ospedali in particolare, ormai da 6 mesi. I manager nominati commissari operano in regime di ordinaria amministrazione e sono anche stati diffidati dalla regione dall'assumere iniziative che non siano strettamente di ordinaria amministrazione. Mentre si attende la nomina dei nuovi manager che dovrebbe arrivare proprio nel corso della prossima settimana, piovono una serie di ricorsi all'elenco stilato dalla commissione regionale che ha indicato la rosa di nomi degli eventi i titoli dalla quale i manager dovranno essere scelti. Un sistema dunque che rischia di impantanarsi ulteriormente per colpa di una politica dalle grandi ingerenze e di un sistema che ha bisogno di una nuova riforma. Così la pensa anche l'ex assessore alla sanità, magistrato e autore della riforma del 2008 Massimo Russo, ospite della trasmissione Il Punto. Il sistema sanitario è un sistema delicatissimo che postula un'organizzazione tecnica e la politica deve stare lontana dal merito delle questioni, ci deve entrare attraverso le persone competenti e assistere al balletto impietoso della nomina dei direttori, così come stiamo facendo in questi giorni, è veramente triste. Ma la politica vuole il suo spazio e il governo del sistema sanitario, la maggiore centrale di spesa esistente in Sicilia non soltanto, difficilmente potrà sfuggire alle logiche del manuale Cencelli. Momenti di paura nel quartiere Cibali di Catania, dove lo scorso pomeriggio una bombola di gas è scoppiata all'interno di un'abitazione, salvo per miracolo un 38enne e i suoi figli presenti al momento dell'esplosione nell'appartamento al primo piano, anzi al piano terra, scusate, di un palazzo di via Maltese. Erano da poco passate le 17 quando i militari in zona hanno sentito un boato simile a quello di una forte esplosione. Recatisi sul posto, davanti a loro hanno trovato detriti sparsi su tutta la strada, finestre divelte e un folto gruppo di persone in preda al panico. I carabinieri di Acireale hanno scoperto ad Aci Sant'Antonio, nell'area vicina al cimitero, un terreno di circa 800 metri quadrati che, pur essendo registrato come vigneto, era invece diventato una vera e propria discarica abusiva di autovetture. Inoltre sul terreno vi erano disseminati molti rifiuti in plastica e in ferro e sversate senza autorizzazione. State vedendo le immagini del posto, le acque reflue di rifiuti industriali abusivi, anche un capannone in cui era stata allestita un'officina, una villetta e una tettoia costruiti nell'area che è stata sequestrata. I due proprietari, marito e moglie, sono stati denunciati. Adesso ci spostiamo a Siracusa, dove c'è caos e sosta selvaggia nelle strade del capoluogo retuseo. Si parcheggia ovunque, i vigili urbani sono pochi, ma a volte vedono le auto in doppia fila, passano e non le multano. Ci racconta tutto Francesco Aloi. Dalle secondarie alle principali, sulle strade di Siracusa regna l'anarchia. È quello che pensano in molti. Sosta selvaggia e i vigili dove sono? Il messaggio che sta passando, che è quello che il poliziotto municipale di turno è menefreghista, in tanti casi non è così e laddove c'è distrazione dobbiamo essere più attenti. Strade larghe che diventano strette per le auto in doppia fila. Accade spesso in diverse zone della città. Gli automobilisti che rispettano le regole chiedono più controlli, ma spesso i vigili passano senza fermarsi e multare. Molte volte non si fermano perché sono distratti. Questi ragazzi che sono distratti vanno fatti rinnamorare della propria professione. In difesa della municipale arriva la UIL. Mancano più di 150 vigili e l'età media è di 60 anni. Aggiunto a tutta una serie di ulteriori servizi che vanno in carico alla municipale, all'estensione del territorio di Siracusa, si capisce bene che se non si affronta in maniera organica e fattiva, cioè con numeri pesanti, questa situazione di organico, i servizi che riusciamo a dare alla città saranno sempre minori e sempre meno efficienti. Multe, multe, multe. Le invocano in molti. Un'arma per educare a rispettare le regole e, perché no, anche per fare cassa. Così come succede a Milano, così come succede a Praga, a Firenze, a Roma, anche noi adotteremo il sistema di blocco con ganasce.
Giovedì notte a Torre Salsa è avvenuto il primo sbarco fantasma dell'anno sulle coste dell'Agrigentino. Si trattava di un peschereccio di circa 10 metri che presumibilmente trasportava una cinquantina di migranti. Appena arrivati a riva, i migranti si sono dileguati tra le stradine rurali dell'entroterra. Purtroppo uno di loro è rimasto in spiaggia, un 49enne tunisino annegato nei bassi fondali della riserva naturale. Durante la notte i carabinieri di Siculiana hanno rintracciato 5 migranti che vagavano per le strade del paese. A Messina c'è un sistema di mobilità, o meglio c'è allo studio un sistema di mobilità che per molti è visionario, quello della metropolitana del mare. Il progetto di fattibilità è stato presentato, adesso si punterà a intercettare i fondi comunitari per la mobilità sostenibile. Ci racconta tutto Francesco Triolo. Messina studia nuovi sistemi di mobilità e come non prendere in considerazione quella strada che c'è sotto gli occhi di tutti, il mare. Una ipotesi, quella della metropolitana del mare, che sembra visionaria ma che potrebbe diventare realtà. Intanto il progetto di fattibilità tecnico-economico c'è ed è stato presentato anche ai consiglieri comunali. A prevederlo il piano urbano della mobilità sostenibile, mezzi veloci con capienza media di 200 posti, 5 fermate per collegare la zona sud a Torrefaro, bypassando tutto il traffico gommato cittadino. Poter attraversare la città da Tremestieri a Torrefaro in tempi relativamente brevi e soprattutto poterlo utilizzare in alcune parti e componenti del territorio che poi sono quelle più funzionalmente rilevanti, mi riferisco al centro, mi riferisco al trasporto soprattutto per lavoro, per studio, secondo me può diventare una validissima alternativa all'attuale trasporto sia per questioni economiche ma soprattutto per questioni di tempo. Il numero delle stazioni peraltro aiuta a snellire il traffico attualmente su gomma e a non frammentare oltremodo il territorio costiero, perché ovviamente se noi dobbiamo raggiungere una località partendo da Torrefaro anziché da Tremestieri, è chiaro che se frammentiamo oltremodo questi percorsi, anziché starci 20 minuti, mezz'ora, ci stiamo un'ora e mezza, allora io preferirei prendere la macchina e non abbiamo risolto il problema. Nel progetto c'è anche la possibilità di collegamenti con la sponda Calabra, Reggio Calabria, Villa San Giovanni e Bagnara, ma soprattutto un'integrazione con il progetto del ponte sullo Stretto. 18 milioni di euro necessari per i quali si attende un bando comunitario, mentre per la gestione annuale i costi preventivati sono di circa 1 milione di euro con ricavi di poco superiori. Adesso a Catania la città si prepara alla festa di Sant'Agata, la festa della patrona, in centro tanti turisti per ammirare le caratteristiche candelore e per visitare Palazzo degli Elefanti, aperto al pubblico stamattina con il tradizionale matinè. Emanuela Corsi. C'è attesa per questa festa di Sant'Agata? Sì, certo. Assolutamente sì, come ogni anno. Ogni anno è un'emozione di tutto, dalle candelore a tutto bello veramente. Fervono i preparativi per Sant'Agata. Nel cuore della città si respira aria di festa con una folla di cittadini e turisti che si riversano per le vie del centro. In Piazza Duomo in tanti ammirano le candelore, scattando foto e girando video con i propri cellulari. Anche in quest'ultima domenica, prima dei festeggiamenti agatini, Palazzo degli Elefanti è stato aperto al pubblico per poter essere visitato liberamente anche con la conduzione dell'Associazione Guide Turistiche di Catania. C'è molta curiosità, ma soprattutto c'è molto apprezzamento, perché tante volte siamo abituati a uno sguardo fugace di quello che abbiamo intorno, ma quando lo comprendiamo e lo capiamo, ovviamente prende un sapore diverso tutto ciò che riscopriamo. All'interno della corte in tanti ammirano le 2 carrozze del Senato che usciranno sabato 3 per l'offerta della cera. Nel salone del municipio invece i tradizionali matinè organizzati dal Comitato Agatino e dal Comune hanno richiamato anche oggi numerosi visitatori. Sul podio il maestro Fabio Raciti, direttore artistico e musicale dell'evento, che ha accompagnato l'orchestra da Camera Catanese, assieme alla partecipazione di alcuni allievi del Liceo Musicale Statale Turrisi Colonna di Catania. E adesso ci fermiamo per una piccola pausa, poi un'ampia pagina di calcio.
Ancora bentrovati nella seconda parte del nostro TG Sicilia, parliamo di calcio. Cominciamo parlando del Catania che alle 20:45 al Massimino ospiterà il Monopoli. Lucarelli deve fare i conti con gli strascichi fisici che ha lasciato la trasferta di Coppa Italia, ma contro i pugliesi si gioca già la possibilità di agganciare i playoff e riagganciare e rilanciare la stagione dei rossoazzurri. Francesco Triolo. Fissare nuovi obiettivi, nuovi traguardi ed i risultati di ieri mettono il Catania nelle condizioni di guardare già alla zona playoff. Ambizione, quindi. Una vittoria contro il Monopoli porterebbe i rossazzurri a pari punti con il Latina, con la partita di Picerno ancora da recuperare. Ma è anche il primo di 7 impegni che attendono la squadra di Lucarelli da qui a fine febbraio e che disegneranno la stagione del Catania. Intanto però bisogna costruire mattoncino su mattoncino, come nel vero gioco del Monopoli. L'allenatore livornese tiene alte le motivazioni del suo gruppo, ma non sarà facile. Lucarelli lo sa bene, il Monopoli è una squadra rinnovata, ha cambiato molto sul mercato e servirà rabbia agonisti e una maggiore concretezza rispetto alla partita di Rimini. Sicuramente non sarà una partita semplice, come in questo girone, in questo campionato non ce ne sono mai di semplici e quindi sarà sicuramente una squadra da affrontare con le giuste motivazioni, col giusto spirito di sacrificio, preparandoci anche a dei momenti di sofferenza durante la gara e dovremo gestirli in maniera matura. Lucarelli e il suo staff devono fare i conti anche con le condizioni fisiche del gruppo. La partita di Rimini ha inevitabilmente lasciato alcune scorie fisiche. Noi sappiamo che arriviamo da un periodo magari fisicamente non facile, dovremo essere veramente chirurgici nello scegliere i giocatori che possono essere nelle condizioni di giocare questa partita ad alta intensità. Il tecnico non dovrebbe modificare assetto tattico, tenendo la difesa a 3 con i 2 nuovi arrivi, Monaco e Contec. Rispetto a Rimini in attacco potrebbe essere Ciancia da affiancare Costantino con Peralta alle spalle, in mezzo Zammarina e Zanellata al centro con Castellini e Chiarella sulle corsie. Tra i convocati anche l'ultimo acquista Veri. Calcio d'inizio fissato alle 20:45 e dalle 20:15 su Telecolor, consueto appuntamento con diretta stadio, 3 ore live con collegamenti allo stadio Massimino, analisi, le interviste post partita in anteprima ed i vostri commenti via WhatsApp al numero 342 77 12 855. Pareggio 2-2 ieri sera del Messina nello scontro salvezza a Torre del Greco contro la Turris di Rosafio e Mausso. Il gol della formazione giallorossa al terzo risultato utile consecutivo. Sergio Colosi. La qualità del Messina firma un pareggio pesante a Torre del Greco e lancia segnali di continuità dopo i successi con Casertana e Taranto. Rosafio ed Mausso realizzano i gol del 2-2 contro la Turris del neotecnico Menichini. Ad un primo tempo scialbo caratterizzato dal vantaggio dei campani all'8º, con Nocerino, autore anche del 3-3 dell'andata al Francoscoglio, segue una ripresa vivace soprattutto nella seconda parte. Il primo pareggio al minuto 29 di Rosafio, con un sinistro vincente dell'esterno destro, uomo svolta dal suo arrivo a Messina, con Nino Ragusa confinato in panchina. La squadra di Modica si difende bene, chiude ogni spazio e nelle ripartenze potrebbe far male se lì davanti prima Plesce e poi Luciani dessero segnali di concretezza. Nel finale accade di tutto, il clamoroso errore di Luciani che colpisce l'esterno del palo e il gol annullato a Dauria per fuorigioco sono il preludio ad altre novità. Al 47esimo sembra materializzarsi la beffa per i giallorossi. Un tentativo di Ialo origina un rimpallo con deviazioni decisive prima di Manetta e poi di Frisenna che spiazza Fumagalli. Il Messina non si arrende ed Mausso, dopo tanto fumo, accende la luce con una girata vincente di destro che vale il 2-2 e scatena la reazione dei tifosi di casa. Un lancio di oggetti causa una sospensione di 5 minuti durante il recupero. Sul terreno di gioco arriva di tutto e viene colpito alla testa Jacopo Fumagalli. Mentre per la Turris si profila la squalifica del campo, i giallorossi lasciano il Liguori con nuove certezze, respingendo in classifica gli assalti delle inseguitrici.
Adesso parliamo del Palermo che resta al quinto posto dopo il pareggio di Catanzaro. Rosanero che si proiettano alla prossima partita di campionato che vedrà venerdì il Bari, impegnato appunto Rosanero contro il Bari sul mercato. Intrigo su Verde dello Spezia. Marco Gullà. Il punto di Catanzaro non è da buttare, il Palermo ha fatto un passetto in avanti in classifica, un passetto che poteva però essere un grande passo se i rosanero avessero avuto più cattiveria, più concretezza sotto porta. Palermo quinto con 5 punti di ritardo verso le seconde che sono Cremonese e Venezia. La banda di Corini continua a restare a galla anche per sperare nella promozione diretta, ma deve trovare e mettere dentro il suo bagaglio la continuità. Diamo continuità a questo tipo di prestazioni, portiamo a casa questo punto che lascia sicuramente qualche rammarico perché potevamo vincerla e questo rammarico dobbiamo portarcelo nella settimana di lavoro e farlo vedere col Bari in casa dove affronteremo un'altra squadra di livello ma con tanta voglia di vincere visto che in casa abbiamo trovato continuità e vogliamo continuare a darla. E adesso ultimi giorni di mercato sembrava fatta per l'arrivo di Verde dallo Spezia ma l'attaccante dopo la doppietta di ieri alla Pisa è stato tolto dal mercato dal club spezzino. La volontà del calciatore però è quella di andare al Palermo, un braccio di ferro. Intanto Valente sta per lasciare il rosanero, andrà al Padova in Serie C. Questa era l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui, vi ringraziamo per averci seguito, vi ricordo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà questa sera alle 20. Grazie e buona domenica a tutti.